nell'anno 1096 dall'inizio della Redenzione, nel quale vi fu una pioggia di stelle ed anche la spedizione dei cristiani contro i pagani, Giovanni da Vidor, tanto potente per valore ed armi, quanto per ricchezze e gloria, onore della patria, consumato dalla vecchiaia, fondatore dell'aula, nel giorno 16 settembre da suo figlio Arpone vescovo è raccomandato ai beati martiri Vittore e Corona. Siamo in un santuario straordinario. È un luogo meravigliosamente bello e di una profondità spirituale fantastica, veramente meravigliosa. Un luogo che io amo molto perché lega il territorio veneto, il territorio trevigiano e bellunese in particolare, alla grande storia crociata. Si può veramente parlare di un legame strettissimo tra la storia crociata e la storia veneta solo perché esiste questo santuario e solo perché Giovanni da Vidor, un grande condottiero veneto medievale, fondò questo tipo di santuario per onorare le reliquie di San Vittore e Corona. Le reliquie di Vittore e Corona arrivano con una documentazione completa confermata da tutta una serie di ricerche storiche, archivistiche, scientifiche inoppugnabili. Vengono martirizzati sotto Marco Aurelio nel 171 d.C. in Siria. Vittore era un prode guerriero e che vediamo qui rappresentato in una delle immagini più care ai devoti feltrini dei due martiri. Subiscono poi un martirio terribile perché dopo le atroci torture che vi dicevo, Vittore viene decapitato e Corona viene appesa con le gambe ai piedi a due palme piegate e poi, liberate le palme, squarciata viva sostanzialmente. Un martirio terribile. Evidentemente si tratta di due martiri che furono da subito molto venerati dai nostri antichi cristiani, al punto che un vescovo nel 205, cioè pochi decenni dopo il martirio, volle conservare e trasportare in un luogo sicuro queste reliquie a Cipro. È stata conservata una piccola piastra metallica che documenta in maniera precisa proprio questo passaggio. Eccoci di fronte all'arca. Molto caratteristica è questa immagine sottostante che doveva essere contemplata dai fedeli in preghiera, immagine di San Vittore. Ecco che questa arca rappresenta il fulcro religioso del santuario. Le reliquie pervengono al santuario nell'VIII secolo, perché nell'VIII secolo comincia a essere importante la pressione dei musulmani sui luoghi santi. Di conseguenza si ritiene che sia opportuno e conveniente mettere in salvezza, in sicurezza queste reliquie, ed ecco che esse vengono trasportate a Venezia e con tutta probabilità nella chiesa di San Moisè, quella retrostante alla piazza San Marco. Da là, per concessione della Serenissima Repubblica alla cittadinanza di Feltre fedele con la quale c'erano rapporti, si ritiene che queste reliquie debbano andare a onorare la diocesi feltrina. Però succede un fatto misterioso. Giunti ad Anzù di Feltre, a pochi chilometri da Feltre, cavalli che trascinano la cassa con le reliquie si rifiutano di avanzare. Si cerca in tutti i modi di farli avanzare, ma ciò non avviene, non risulta proprio praticabile. Al che
il convoglio si ferma proprio ai piedi di questo monte, del Monte Miesna, in corrispondenza di questo meraviglioso sperone che è molto caratteristico anche dal punto di vista naturale. E nella notte in cui questo convoglio si ferma, ecco che una vecchietta del luogo riceve una visione. Vede San Vittore in armatura sfolgorante militare, come era San Vittore, che dice: questo è il posto dove le nostre reliquie devono rimanere. La vecchietta con due, dice la tradizione, vaccarelle carica le reliquie e si inerpica sullo sperone del Miesna. Le vaccarelle, di cui una delle cappelle che è posta sulla strada reca ancora la tradizionale impronta degli zoccoli, queste vaccarelle riescono, in quello che poderosi cavalli militari non riuscivano, trasportano le reliquie, un segno abbastanza tradizionale della volontà dei santi di essere ubicati in questo sito. VIII-IX secolo, le reliquie vogliono essere ospitate in questo sperone di montagna sul Monte Miesna. Però c'era una piccola cappella, non c'era un santuario di queste proporzioni. Il santuario di queste proporzioni arriva dopo, e questa è una copia della lapide che ricorda la consacrazione di questo santuario meraviglioso. Questa lapide dice che durante il vescovado di Arpone, figlio di Giovanni da Vidorra, il 13 maggio del 1101, l'imperatore del Sacro Romano Impero, l'imperatore dell'Europa cristiana, pensate che importanza poteva avere il santuario da far muovere l'imperatore del Sacro Romano Impero, Enrico IV il Salico, anche se c'è un errore di trascrizione in questa copia trecentesca che fa riferimento a Enrico III, invece era sicuramente Enrico IV il Salico. Le reliquie di Vittore e Corona, arrivate nell'VIII-IX secolo in questo sito, vengono poi ospitate in un santuario romanico-bizantino di questa magnificenza. Si dice che nel 1096, nell'anno in cui i cristiani andarono in crociata, Giovanni da Vidor, gloria di questo territorio, cavaliere ricco per onore e potenza, consumato dalla vecchiaia, viene affidato dal figlio vescovo Arpone, vescovo di Feltre, ai santi martiri Vittore e Corona. Si è sviluppata allora una tradizione per cui l'anziano condottiero, l'anziano Giovanni da Vidor, sarebbe partito e sarebbe andato in Terra Santa, pur in età molto avanzata, e con quasi la certezza di non tornare, fondando nel 1096 questo santuario, che poi nel 1101 viene consacrato dal figlio vescovo alla presenza dell'imperatore Enrico IV Salico. Orbene, ci sono alcuni aspetti che però destano qualche perplessità su questa ricostruzione leggendaria. La lapide non dice che Giovanni da Vidor andò in crociata. La lapide dice che nell'anno in cui i crociati vanno a liberare Gerusalemme, Giovanni da Vidor, consumato dalla vecchiaia, è affidato dal figlio vescovo Arpone ai santi Vittore e Corona, di cui Giovanni da Vidor è fondatore dell'aula, cioè del santuario nel Monte Miesna. Ci si domanda, come mai Giovanni da Vidor, consumato dalla vecchiaia e affidato ai santi, non compare affatto nelle lapidi di consacrazione del 1101? Come mai Giovanni da Vidor figura in tutti i documenti imperiali? Lui era molto amico di Enrico IV il Salico, è per questo che questo condottiero ebbe il ruolo in crociata, per i rapporti personali che aveva con l'imperatore. La spiegazione, con tutta probabilità, è che non ci fu un solo Giovanni da Vidor. Ci furono più Giovanni da Vidor, e il Giovanni da Vidor, fondatore dell'aula sul Miesna, era consumato dalla vecchiaia e probabilmente è morto nel 1096. Mentre il Giovanni Granone da Vidor, che andò in crociata e tornò dalla crociata portando le reliquie
di Santa Cordamunda, detta anche Santa Bona, l'abbazia si chiama Santa Bona, con tutte le leggende anche trevigiane che l'arrivo di quelle reliquie ha portato con sé, era il nipote